Diamo il benvenuto, buongiorno Taranto, a Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi. Allora, ogni lunedì e giovedì, come sapete, stiamo ospitando associazioni di categoria, associazioni datoriali, sindacati, movimenti, comitati, per cercare di raccogliere le istanze della società tarantina, della comunità tarantina, da sottoporre poi al futuro sindaco, alla futura sindaca di Taranto. E quindi partiamo esattamente di qua. Greco, secondo le esigenze delle imprese che aderiscono a Confapi, qual è la prima cosa che la nuova amministrazione deve fare? La prima, proprio in maniera concreta. Sicuramente deve avere tutte le caratteristiche per poter girare la chiave e far ripartire immediatamente la macchina amministrativa. Questo certamente. Comunque sarà un arduo compito da parte di questa amministrazione, quindi facciamo i migliori auguri a chiunque sia il prossimo sindaca, come giustamente tu dici, e noi riteniamo che serva assolutamente traguardare degli appuntamenti che sono importanti per Taranto. Serve dare linfa tecnica e strutturale a un comune che sia proattivo con le imprese e con il territorio. Noi come Confapi ci saremo perché con il Dipartimento Affari Istituzionali abbiamo creato una struttura importante. Oggi Confapi racchiude più di 100 aziende e all'interno abbiamo, come potete vedere, aperto alla collaborazione, alla tutela di tutti i settori più importanti del territorio. In più abbiamo anche il centro studi che è importante sia per quanto riguarda il discorso con i protocolli con l'università, e quindi un proattivo per quanto riguarda quello che avverrà per Taranto. Quindi noi ci saremo a collaborare con chiunque sia la prossima amministrazione comunale. Spero che possa fare bene. Quello che posso consigliare è sicuramente un approccio, serve una task force. Ma avviso. Se dovesse concentrarsi su un'idea, su un progetto, su qualcosa i punti sono tanti. Cioè, il concetto è questo. Noi abbiamo bisogno sicuramente di una task force che sia proattiva nei riguardi delle imprese, del territorio, per traguardare e risolvere tutte le vertenze che ci sono a Taranto. Sono tante e quindi questo è un punto importante, perché non bisogna perdersi nell'affrontare questi problemi. Quindi questo è il consiglio che posso dare. Poi rispetto ad alcune vertenze, per esempio, penso a, l'Ilva, Leonardo. Sì, non c'è solo Exilva, anzi Exilva non è... La domanda che volevo fare è esattamente questa. Il Comune ha davvero ancora un potere rispetto alle decisioni sul futuro della fabbrica, o per esempio il Comune potrebbe concentrarsi su altre vicende che in questo momento... No, ma infatti quello che volevo dire è che secondo me, anche sentendo le parole di ieri, occorre traguardare un obiettivo importante. Exilva oggi, o Adina S, per parlarci chiaro, è un'impresa, è un'azienda che sta facendo tanto, l'abbiamo sempre detto, l'ho sempre detto. I commissari hanno fatto tanto, hanno risolto tante problematiche, hanno rimesso in piedi uno stabilimento che era al di sotto di tutte le aspettative, e le imprese sono state aiutate dallo Stato e dai commissari a traguardare questi obiettivi. Ancora oggi quando ci sono delle problematiche vengono risolte, vengono affrontate, almeno vengono affrontate, e quando si affronta qualcosa già siamo pronti per risolverle, perché comunque un caso o un altro si deve risolvere. È chiaro che non è solamente INAS la vertenza, parliamoci chiaro, Taranto ha tante imprese, ha tante grandi aziende, parliamo di Eni, parliamo di Leonardo, parliamo di aeroporti, lo dicevate prima in trasmissione, ci sono tante vertenze che devono essere affrontate e poi chiuse. Per affrontarle serve una task force, a mio avviso, con dei tecnici che abbiano dei rapporti diretti tra regione e governo, perché oggi il governo, lo leggiamo sui giornali di ieri, l'ambiente, vogliono investire, vogliono riqualificare questa città, quindi il governo è sul pezzo, il governo è per risolvere le problematiche a Taranto. Quindi bisogna avere persone tecniche e competenti anche qui, che in qualche modo portino la voce della città. Greco, però le faccio una domanda. Mentre ieri il vescovo
e diciamo il commissario 40 dialogavano tra virgolette durante il precetto pasquale, Taranto si preparava ad essere una città sold out. Ieri è arrivato il Vespucci, oggi i riti della settimana santa, comincia diciamo il trido pasquale. Che città saremo nel futuro? Ma io mi auguro quello che aspetta Taranto è un futuro roseo. Bisogna essere positivi, bisogna guardare davanti e dire che Taranto è una bellissima città. Non bisogna stare sempre, diciamo, non piangerci addosso, però dobbiamo affrontarle, le problematiche e risolverle. Il turismo, facciamo il discorso del turismo. Il turismo, non perché io non voglio essere il tuttologo, assolutamente non lo sono. Io, diciamo, faccio delle proposte, poi ci sono delle associazioni di categoria che ognuna per essa ha una specialità, quindi specificità che sicuramente in quella task force che io dicevo prima sarà proattiva, non solo con Fabi, ma tutte le associazioni del territorio, perché dobbiamo creare rete, dobbiamo fare rete tra di noi. E il compito del sindaco o della sindaca quale sarà rispetto a questo? Ascoltarci e rendersi proattivo nei nostri confronti per il bene del territorio. Io chiedo questo, noi chiediamo questo. Il turismo, Taranto è bellissima, oggi c'è questa settimana, una settimana importantissima, vengono da tutta Europa, è un qualcosa di molto importante. Quest'anno si torna agli anni 60, agli anni 50, dove ci sono dei passaggi molto più caratteristici rispetto al passaggio. Si riferisce ai misteri in città vecchia. Certamente. E questo però, se noi non attiviamo, però lo voglio dire, né il PUG e nel piano delle coste, e lo facciamo con criterio. Vabbè, sul PUG ci stiamo lavorando. Diciamo. Sì, ma sono 20 anni che ci lavoriamo. Insomma, c'è Carrera che insomma pare che stia. Sono 20 anni che stanno lavorando. Parleremo allora anche di questo. Facciamo così. Sono le 7:45. Noi dobbiamo andare in pubblicità e con Fabio Greco di Confapi Taranto torniamo per capire altre due cose. La prima è anche da un punto di vista urbanistico, come la immaginiamo, magari se avete un progetto, qualcosa da sottoporre al sindaco, e poi cosa il sindaco, la sindaco non dovrà assolutamente fare. Poco fa ci dicevamo che ci piace scrivere, un po' perché mettiamo nero su bianco i pensieri, un po' perché altrimenti svaniscono, un po' come dice Vasco Rossi. Quante di queste idee per Taranto ha già messo nero su bianco? Noi stiamo preparando un documento, no? Non devono svanire, devono rimanere sulla carta. Noi abbiamo già un documento che presentammo al comune un anno fa, che è un protocollo d'intesa. Protocollo d'intesa per le imprese, nella massima trasparenza e legalità. Spero che nel prossimo futuro possa essere diciamo ripresentato e approvato, perché è un protocollo d'intesa che fa il bene del territorio, non solo delle imprese. Che cosa prevede? Prevede allora nel mondo del lavoro esistono le gare d'appalto. Le gare d'appalto devono essere economicamente vantaggiose, non devono essere al massimo ribasso. Queste devono far sì di poter portare avanti un discorso della massima legalità per diciamo affrontare al meglio le problematiche del territorio. Anche perché quelle al massimo ribasso poi di solito ricadono sui lavoratori e quindi ricade sull'economia della città e quindi diciamo ricade sulle imprese. È un protocollo d'intesa che verrà firmato, io l'ho presentato anche ai sindacati all'epoca che erano d'accordo, diciamo d'accordo nel senso che erano da rivedere alcuni punti, ma nella massima esposizione andava bene, anche per il comune andava bene. Però ecco, quello che non deve fare il comune, quello che non deve fare la prossima amministrazione straordinaria, la prossima amministrazione comunale, quella di non ascoltare, quella di essere uniti, a prescindere da tutto, solo per il bene del territorio. Questo è importante, altrimenti non riusciremo a risolvere nulla e non arriveremo a nulla. E parlavamo del PUG, una città che in qualche modo dovrà essere anche ridisegnata. Nel 2026 arrivano i giochi del Mediterraneo, c'è una nuova idea proprio di città. Confapi, come la immagina anche urbanisticamente, al di là diciamo di quello che non può essere cambiato, perché poi Taranto ha una forma tutta sua e con quella dobbiamo fare i conti, però ecco, Confapi da questo punto di vista come lo immagina questo rapporto? Allora, il Dipartimento ha dato mandato diciamo di attività all'architetto Lorusso, che fa parte del nostro staff, della nostra struttura, che ha partecipato attivamente alle varie riunioni del PUG e abbiamo sicuramente è stata proattiva nel consigliare quelle che erano, perché questo possiamo fare, consigliare quelle che erano le proposte
che sicuramente porteranno a un ampliamento della città verso la zona anche del nuovo ospedale di San Cataldo, quindi questa zona deve essere riqualificata nel miglior modo possibile. Riqualificata significa comparto 32 sì o no, per farla facile, diciamo, rispetto a uno dei temi di cui si sta discutendo. È importante assolutamente, ma oltre a questo serve affiancare al PUG il piano delle coste, altrimenti turismo noi a Taranto, nel nostro territorio, non riusciremo a farlo, perché gli investitori, e quindi torniamo ad essere in grado di poter spendere i finanziamenti che arrivano per la nostra città. Noi dobbiamo essere pronti, questa amministrazione deve essere pronta ad accogliere i finanziamenti. Per accoglierli servono gli imprenditori e il PNRR, le ZES e tutti i mini PIA. C'è il JTF, GTF. Abbiamo tanti punti che possiamo, ho letto sul giornale di ieri che occorre spendere anche per l'ambiente e riqualificare tutte le zone SIN. Bene, Taranto è piena di zone SIN. Abbiamo l'opportunità. Una grande zona SIN. Certo, all'epoca è stata fatta tutta una grande zona SIN. Oggi abbiamo l'opportunità di poter riqualificare tutti quei territori anche a favore di alcune imprese storiche, vedi la zona del Mar Piccolo, vedi i mitilicoltori, vedi le zone industriali, vedi la cantieristica navale. C'è tanto da poter fare, non possiamo perdere questa occasione, io questo chiedo. Un'ultima domanda, davvero con una risposta flash. Qual è secondo lei il primo problema che si troverà ad affrontare l'amministrazione comunale e cosa dovrà fare? Il primo problema sicuramente è quella di rimettere in azione tutta la macchina amministrativa. La prima cosa che deve fare deve essere una persona che si deve riuscire ad avere una squadra di tecnici che possano fare in modo che l'amministrazione possa ripartire entro poche settimane e non avere poi lungaggini e situazioni che possono solamente recare danno ulteriore per gli investimenti che sono già sul tavolo. Una parte delle richieste fatte da Fabio Greco e da Confapi Taranto finiranno sul tavolo dei candidati non appena arriveranno qui a Cittadella alla radio, perché vi ricordo che presto partirà Taranto al voto, la trasmissione con Maristella Massari che insomma farà un po', gliene canterà 4 tra virgolette ai candidati, e quindi tutte queste vostre richieste cercheremo, facendo sintesi, di portarle alla loro attenzione, cercando poi di cogliere anche le loro risposte. Poi ognuno si farà la sua idea. Intanto grazie a Fabio Greco di Confapi Taranto, bentornato, anzi per la prima volta qui di persona. Sì, la prima volta di persona. E com'è andata? È emozionato perché è una bella situazione. Io la mattina porto la bambina a scuola, quindi faccio più tardi. E noi l'abbiamo invitato nel giorno in cui le scuole sono chiuse, quindi ne approfitteremo ancora. Grazie ancora. Grazie.